San Francesco alla Val di Cuna, passando per il Monte Giaff. Dislivello complessivo oltre 1300 metri, distanza più di 14 km. L'avvicinamento avviene percorrendo la Valle dell'Arzino, partendo da Maiano, poi Flagogna, Casiacco, per arrivare a San Francesco. Sono in totale circa 32 km. In considerazione delle condizioni meteo di questo momento, abbiamo scelto un percorso che porta verso una valle incontaminata e selvaggia, chiamata Canal di Cuna. Da San Francesco prendiamo il sentiero CAI 810 per arrivare fino alla Sella Giaff. Da lì scendiamo verso Piedi Giaff. Il rientro era previsto su un vecchio sentiero che sfiora il torrente Comugna. Gli eventi atmosferici successi negli anni hanno completamente sconvolto la traccia. Siamo quindi dovuti rientrare sui nostri passi aggiungendo il Monte Giaff come cima più alta. Alle 6 di mattina partiamo con uno splendido cielo stellato. Incrociamo le dita sapendo però che le condizioni meteo sono instabili. Passiamo un nebbioso tagliamento per prendere poi la Valle dell'Arzino. A San Francesco ci accoglie il suono delle campane. Qui la temperatura è 2 gradi sotto lo zero. In questa escursione non ci sono i grandi scenari di alta quota, ma sicuramente un ambiente selvaggio ed incontaminato completamente privo di ogni attività umana. Il sentiero CAI 810 che porta verso Sella Giaff in realtà è una comoda mulattiera molto ben mantenuta. Avadente là mi sa, San Francesco. Commedianti, avanti commedianti. Dopo circa 600 metri di dislivello arriviamo alla Sella Giaff. Prima di proseguire ci fermiamo un momento alla casera Giaff. Si scurga qua dentro. No, è buono, sembra che si impiatta riscaldamento. Proseguiamo quindi sempre sul sentiero 810 verso Case Piedi Giaff e il torrente Comugna. Da Case Giaff proseguiamo sempre sul sentiero 810 scendendo verso Casali Piedi Giaff e il Canal di Cuna. Camminiamo in discesa e lungo il sentiero incrociamo i ruderi di antiche case. Immaginiamo i sacrifici che hanno fatto le persone che vivevano in questi luoghi isolati. Il sentiero che stiamo percorrendo era ai tempi una comoda mulattiera ricavata con robusti muri a secco, tuttora esistenti. Purtroppo una frana ha distrutto un tratto del percorso. Ben presto raggiungiamo Case Piedi Giaff, ma prima ci imbattiamo in alcune lapidi.
sono a memoria di alcuni partigiani uccisi in questo luogo dai cosacchi. Le epigrafi sono come un pugno nello stomaco. Erano ragazzi di 20 anni che lottavano per la libertà di cui oggi noi godiamo. Giungiamo alla sponda di un affluente del Comugna, sulla quale si trovava fino a pochi anni fa un ponte andato distrutto da una piena. Siamo nel canal di Cuna. Cerchiamo il sentiero che, costeggiando il torrente Comugna, dovrebbe portarci verso la confluenza nell'Arzino. Dopo alcuni tentativi, inerpicandoci per un centinaio di metri su un costone, ci rendiamo conto che non possiamo proseguire. Riscendiamo ed attraversiamo sui sassi il torrente. Qui troviamo l'unica flebile traccia di un sentiero ormai completamente stravolto dalle piene. Vai piano, è facile sbrisciare. Ritorniamo quindi sui nostri passi risalendo verso Casera Giaf. Risaliamo fino a tornare a Sella Giaf, attraversando l'unica zona prativa adatta al pascolo. Per pranzo ci fermiamo nella casera per poi proseguire per il monte Giaf. Ovviamente il rientro avviene sulla stessa traccia di salita fino a raggiungere San Francesco. Scendendo cogliamo anche momenti di divertimento. Grazie per la visione ed arrivederci alla prossima escursione in Friuli.